Il compleanno dell'Ama Music Festival di Romano Dezzelino è stato rovinato da una rapina messa a segno in pochi istanti, che è costata agli organizzatori praticamente l'intero incasso della serata. Il ride è stato messo a segno domenica sera appena fuori dai cancelli di Villa Negri, sede del popolare festival musicale che quest'anno celebra i suoi primi 10 anni. Per l'occasione era andata in scena una serata a ingresso libero con il gruppo dei Planet Funk. Bar, locali e altri servizi però funzionavano e quando è stato il momento di mettere al sicuro l'incasso, verso l'1:30 di notte, gli organizzatori si sono trovati davanti a una macchina di grossa cilindrata che li aspettava in strada. Dal mezzo sono scese alcune persone che con forte accento dell'est europeo si sono fatte consegnare il contante. Tutto è durato pochi istanti, alla fine i rapinatori se ne sono andati con il bottino senza lasciare alcuna traccia. La somma non è stata resa nota, si parla comunque di parecchie migliaia di euro, frutto appunto dell'incasso della serata di musica e di festa. I carabinieri sono stati subito contattati, ma le ricerche hanno dato finora esito negativo. Secondo alcune fonti, la rapina sarebbe stata messa a segno nei minimi dettagli da una banda specializzata che avrebbe già colpito nel nord-est nell'ultimo periodo. Il veicolo utilizzato confermerebbe questa ipotesi. I malviventi sapevano chi aspettare e quando entrare in azione, quindi è plausibile che gli organizzatori siano stati tenuti d'occhio all'interno del festival per tutta la sera. Resta il rammarico per l'incasso della domenica e per la festa rovinata.